Pubblicato presso la piattaforma digitale dell'ente del Libero Consorzio, l'avviso pubblico per l'iscrizione all'albo dei fornitori degli operatori economici qualificati per l'affidamento dei lavori sotto soglia, come stabilito dal decreto legislativo del 2023 e quello successivo del 2024. L'albo, a cui i requisiti sono inseriti nel regolamento, ha lo scopo di definire un elenco di operatori economici qualificati per individuare i soggetti da invitare a presentare offerte per affidamenti diretti e procedure negoziate. L'iscrizione all'albo del Libero Consorzio è aperta a tutti gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti richiesti. Il consigliere provinciale Cultrera, delegato alle viabilità del Libero Consorzio Comunale, esprime ringraziamento al dirigente del settore Michelangelo Di Carlo e all'intero staff per il prezioso lavoro svolto che garantisce trasparenza, rotazione e economicità dell'azione amministrativa. L'iscrizione all'albo del Libero Consorzio, ha dichiarato il presidente Giuseppe Pendolino, è possibile attraverso una modalità telematica sulla piattaforma nel rispetto dei principi non discriminanti, parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza, rotazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Una procedura trasparente, ha affermato il presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino, che consentirà agli operatori economici qualificati di iscriversi regolarmente all'albo dei fornitori per poi essere invitati a presentare le offerte per affidamenti diretti e procedure negoziate. Il tutto ovviamente sul sito del Libero Consorzio di Agrigento.